Chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura della Repubblica di Palermo per l'assessore al turismo Elviro Amata di Fratelli d'Italia e le opposizioni all'attacco del governatore Schifani. Scoperte delle case di prostituzione a Licata, di servizi extra a pagamento, 4 indagati colpiti da misura cautelare. Presentato oggi presso l'ASP di Agrigento la rete nazionale della dipendenza per il trattamento legate alla salute mentale. La Questura di Agrigento avvia gli screening oncologici per il prossimo 21 novembre. Nuovo incontro per il progetto del Comune di Agrigento Io non ci casco, nipoti digitali all'Istituto Quasimodo di Villa Seta. La SPI-CGIL impegnata in un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere maggiori tutele verso i pensionati. Al via domani le iniziative sui 100 anni di Camilleri a Porto Empedocle organizzati dall'Associazione Culturale Oltre Vigata. Convenzione tra la LND Sicilia e l'azienda energetica EcoGreen di Marcello Giavarini. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 19 novembre, mercoledì. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'assessore regionale al turismo Elvira Amata di Fratelli d'Italia, accusata di corruzione insieme all'imprenditrice Marcella Cannariato nell'ambito di un filone della maxi inchiesta sui contributi ai fondi regionali destinati a eventi e manifestazioni. Il nostro servizio. La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'assessore regionale al turismo Elvira Amata di Fratelli d'Italia, accusata di corruzione insieme all'imprenditrice Marcella Cannariato nell'ambito di un filone della maxi inchiesta sui contributi ai fondi regionali destinati a eventi e manifestazioni. Il giudice per l'udienza preliminare ha fissato l'udienza per il prossimo 13 gennaio. Secondo l'ipotesi della Procura, l'assessore Amata avrebbe ottenuto per un proprio nipote un'assunzione e un alloggio a carico di una società riconducibile all'imprenditrice vicino al gruppo Sicily by Carri in un periodo compreso tra settembre 23 e marzo 2024. In cambio, sempre secondo gli inquirenti, l'esponente di governo avrebbe favorito una manifestazione promossa dalla Fondazione Bellisario, individuandola con un decreto tra le iniziative da sostenere con risorse regionali. L'inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri De Benedictis e Andrea Fusco, a richiesta di rinvio a giudizio, è stata depositata nei giorni scorsi e è divenuta di dominio pubblico, riaccendendo lo scontro politico a Palazzo d'Orleans. La notizia ha innescato una reazione immediata delle varie opposizioni. All'ARS, il Movimento 5 Stelle, il PD e il leader di controcorrente Lavardera chiamano direttamente in causa il presidente della regione Schifani, chiedendo che venga applicato all'assessore Amata lo stesso metodo già usato per gli assessori di area cuffariana, Albano e Messina, estromessi dalla Giunta pur non risultando indagati. Dal Movimento 5 Stelle e dal PD arrivano richieste esplicite di revoca della delega e di un passo indietro del governatore. Le forze di opposizione parlano di una maggioranza travolta da inchieste e ombre sulla gestione della regione, accusando il presidente Schifani di non avere il controllo politico della situazione, chiedendo che si riferisca in aula e chiarisca in modo formale quale sarà la linea del governo dopo la richiesta di processo per l'assessore al turismo. A Licata scoperte case per la prostituzione e servizi extra a pagamento, 4 indagati colpiti da misura cautelare. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del luogo in collaborazione con quelli di Catania. Il servizio. All'alba di oggi a Licata e a Catania i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata, con il supporto dei colleghi della compagnia di Catania di Piazza Dante, hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 3 uomini di Licata e una donna di origine dominicana. I 4 sono stati ritenuti gravemente indiziati dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di donne straniere. Il provvedimento trae origine da un'indagine avviata nell'ottobre del 2024, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che nel settembre del 2025 ha consentito di delineare un'articolata attività di sfruttamento del meretricio
Secondo quanto emerso, gli indagati in concorso tra loro avrebbero favorito e sfruttato la prostituzione di più donne extracomunitarie, ottenendo pagamenti in denaro, mettendo loro a disposizione 3 appartamenti già sottoposti a sequestro preventivo lo scorso 22 ottobre dal GIP del Tribunale di Agrigento. L'attività investigativa, condotta mediante intercettazioni telefoniche, videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamento e consultazione dei siti internet dedicati agli annunci di incontri, ha permesso così di documentare un sistema ben organizzato. Le donne sfruttate avrebbero versato agli indagati circa 50-60 euro al giorno per l'utilizzo degli immobili, oltre a ulteriori somme varianti tra i 10 e i 40 euro, per servizi accessori quali trasferimenti dalla fermata dell'autobus, accompagnamenti per l'acquisto di generi alimentari, ricariche post-pay necessarie alla pubblicazione degli annunci online. I 3 uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Per la cittadina domenicana è stato disposto il divieto di dimora nei territori dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Butera e Gela. Un 30enne agrigentino è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato pestato da un branco. Ha riportato traumi in varie parti del corpo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta davanti alla sede dell'azienda dove lavora, presso la zona Asi di Agrigento. Dalle indagini si stanno già occupando i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che hanno anche acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. Ad agire 3 o 4 soggetti a volto scoperto, uno dei quali armato di una spranga. Uno degli esagitati ha danneggiato anche la vettura del giovane. Restano ignote le cause del gesto, un'aggressione che ha tutte le caratteristiche della spedizione punitiva, quasi sicuramente per vicende personali o private. Conferenza stampa oggi presso la direzione dell'ASP di Agrigento, dove si è presentato l'articolazione provinciale della rete regionale diffusa sulle dipendenze, strumento interistituzionale di importanza cruciale per il trattamento delle problematiche legate alle dipendenze e alla salute mentale, il servizio. Conferenza stampa oggi presso la direzione provinciale dell'ASP di Agrigento per la presentazione dell'articolazione della rete regionale diffusa sulle dipendenze, uno strumento interistituzionale di importanza cruciale per il trattamento delle problematiche legate alle dipendenze e alla salute mentale. I contenuti sono stati illustrati dal direttore dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e quello della salute mentale Leonardo Giordano. Sì, stiamo applicando la legge 26, la legge regionale voluta proprio dal Presidente Schifani, la legge sull'assistenza alla tossicodipendenza, ma più che sull'assistenza io punterei tanto sulla prevenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ogni euro speso in prevenzione prevede un risparmio di almeno 3 euro alla società. Allora, così come in tutte le altre reti che stiamo costituendo come azienda sanitaria provinciale, in quella per l'assistenza per la tossicodipendenza stiamo puntando molto, ad esempio, sulla sensibilizzazione e la formazione degli studenti, dei genitori, e quindi l'argomento di oggi era proprio una conferenza di servizio con le scuole, con la questura, con il privato sociale, con tutte le strutture, con le carceri e con le strutture sanitarie che si interessano di tossicodipendenza. E l'obiettivo è quello di prevenire, quindi la creazione di quelle che la legge prevede come antenne scolastiche, cioè dei gruppi di lavoro che tra genitori, studenti, insegnanti. Come si muoverà questa rete? Allora, intanto abbiamo già creato quella che è una rete diffusa per le tossicodipendenze a livello di Agrigento, dove vi sono componenti delle varie realtà, quindi dell'ordine dei medici, ma anche delle associazioni, del privato sociale, dei CERT, che avranno il compito appunto di raccordarsi e monitorare questo fenomeno a livello territoriale. La legge 26 prevede appunto diversi livelli di intervento.
quello che è importante è sicuramente un cambiamento di paradigma, si passa da un'attesa, da un atteggiamento ambulatoriale a una presenza reale, costante e diffusa sul territorio. Questa presenza si manifesterà sia con l'attivazione del servizio unità mobile. A altre parole si tratta di un camper che girerà soprattutto in tutto il territorio, ma soprattutto nei contesti di maggiore incidenza del fenomeno, per cui abbiamo già fatto una nota a tutti gli enti locali per invitarli a collaborare e eventualmente indicarci i luoghi dove sarà richiesta l'intervento dell'unità mobile. Che porterà un'equipe multiprofessionale, quindi psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione, proprio per intercettare il fenomeno al suo esordio, anche laddove l'utente non è motivato rispetto a recarsi per tanti motivi in ambulatorio o al CERT. Un altro livello di assistenza che invece è ad alta soglia sarà la prossima apertura del centro di pronta accoglienza. Si tratta di una realtà residenziale che ospiterà 12 utenti che attraversano un momento di grande crisi, di disagio, quindi offre uno spazio tregua di contenimento anche emotivo, e in quell'ambiente l'utente potrà ricevere assistenza medica, psicologica e sociale, proprio per gestire la crisi per un periodo massimo di 60 giorni e dentro il quale verrà stabilizzato e poi indirizzato in un progetto di cura che prevede l'inserimento residenziale, per esempio la comunità. Noi ricordo che abbiamo una comunità del privato sociale accreditata sul nostro territorio, che è a Santa Margherita Belice. Ovviamente il centro di pronta accoglienza nasce in questo momento, nascerà a Sciacca per ragioni di tipo logistico organizzative, ma poi in futuro il disegno della direzione strategica è quello di trasferirlo ad Agrigento, che è sicuramente più baricentrica ed è meno disagiante per i pazienti che magari sono nelle aree periferiche. Ma non meno importante è l'intervento che l'ASP sta ponendo in essere, che riguarda la prevenzione soprattutto attraverso l'educazione. Quindi il nostro target sono le scuole, soprattutto le scuole secondarie di primo grado, le scuole medie, dove pensiamo di portare un progetto di contrasto verso le tossicodipendenze, che poi le dipendenze ormai sono il concetto di tossicodipendenza è ormai desueto, anche se abbiamo questo fenomeno del crack che ci preoccupa molto e che è molto diffuso, per cui la necessità di evolversi assieme unitamente alle dipendenze. E presso la sala San Michele della Questura di Agrigento si è svolta la presentazione del seminario medico-scientifico Insieme per gli screening oncologici, organizzato per il prossimo 21 novembre in collaborazione con l'ASP di Agrigento. Ce ne parla Davide Sardo. Sì, più per parlare noi cerchiamo di fare e di apprendere, perché anche se siamo dotati di un ufficio sanitario provinciale come Polizia di Stato in ogni provincia, anche nei reparti più importanti, è logico che comunque abbiamo necessità di andare a chiedere l'aiuto di quelle che sono le strutture presenti sul territorio dedicate a questi aspetti, e perciò le ASP. Tramite l'ASP di Agrigento vogliamo proprio farci aiutare a portare la cultura della prevenzione verso le neoplasie, e ci auguriamo in generale la cultura della prevenzione verso la salute ai nostri dipendenti e alle loro famiglie. E per questo abbiamo organizzato questo incontro, che è propedeutico all'inizio degli screening dedicati al nostro personale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno che lavora con noi, e alle loro famiglie, proprio perché è necessario che tutti facciano qualcosa prima di avere segnali che in qualche modo potrebbero essere forieri di malattie il cui costo e sacrificio personale e costo sociale per la cura potrebbe essere molto molto più complesso da affrontare, per non parlare naturalmente dello stato di salute che comunque va a trovarsi in una situazione peggiore di quanto potrebbe essere se preso in tempo. Parlare di prevenzione non basta mai.
quindi più ne parliamo meglio è. Noi abbiamo uno slogan, io non perdo tempo, che abbiamo fatto per lanciare questa campagna per la prevenzione. E prevenire significa arrivare prima, significa diagnosticare in tempo un tumore, significa guarire nella maggior parte dei casi. Ecco, noi vogliamo dare questa opportunità a tutta la popolazione. Abbiamo fatto, in questo caso la facciamo con la Polizia di Stato, sono 540 famiglie che assisteremo e alla quale garantiremo, grazie alla dottoressa Matina e al servizio di screening, garantiremo la prevenzione non solo dei tumori. Nuovo incontro del progetto Io non ci casco, nipoti digitali all'Istituto Comprensivo Quasimodo di Villaseta. Le interviste. Nuovo appuntamento qui a Villaseta presso la scuola Quasimodo per il nuovo incontro, la nuova stagione di Io non ci casco, nipoti digitali. Oggi a Villaseta, Istituto Comprensivo Quasimodo, continua la campagna di informazione e sensibilizzazione per quanto riguarda l'odioso fenomeno della truffa agli anziani. Il taglio è quello dei nipoti digitali che in questo momento stanno proprio accedendo all'interno dell'aula magna dell'istituto. Sarà un'altra occasione per cercare di fare del bene attraverso l'aiuto dei nipotini ai nonni, che saranno presenti anche in questa occasione, e il Comune di Agrigento, grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, sta portando avanti questo importantissimo progetto su un tema straordinariamente caldo, perché le truffe ormai sono quotidiane e costanti. Stiamo vedendo diversi esempi in questa settimana, ci sono stati di truffe nell'Agrigentino, in particolare verso le persone anziane, quindi è un caso che continua purtroppo giornalmente e quotidianamente. È un continuo fenomeno, ormai i social ci informano di tutto quello che succede, non in ultimo oggi in questa settimana il sindaco di Favara ha reso noto che l'intelligenza artificiale aveva in un certo senso invaso il suo profilo e ha comunicato a tutti che non si trattava della sua persona. Come vedete c'è un movimento costante e continuo di tutte quelle che sono le truffe, e anche questi truffatori, queste persone spregevoli stanno cercando di migliorarsi attraverso gli strumenti digitali, che diventano, diciamo, strumenti negativi da questo punto di vista, perché o l'intelligenza artificiale o attraverso messaggistica abbastanza importata e abbastanza veritiera all'occhio di chi lo legge rischia di trarre in inganno non solo le persone anziane, ma in un certo senso tutta la popolazione. Noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo informare le persone affinché non rischiano di cadere in queste brutte e odiose truffe. Ecco, oggi un interessante appuntamento per i ragazzi con il progetto Io non ci casco del Comune di Agrigento qui presso la vostra scuola Quasimodo. Non solo i ragazzi ma soprattutto anche i loro nonni. Già la parola nonno evoca un senso di famiglia, legami affettivi ancestrali importantissimi. Sono delle figure di riferimento importantissime, soprattutto in questi territori, supportano le famiglie, spesso impartiscono delle regole che magari i genitori non riescono a trasmettere, e oggi con questa iniziativa noi cerchiamo di dare a loro qualcosa. Normalmente sono i nonni a dare ai genitori, a dare ai nipoti. In questa occasione quindi saranno i loro nipotini nativi digitali a cercare di dare una mano d'aiuto per affrontare e soprattutto non cadere in tutte quelle insidie che oggi il mondo, soprattutto quindi internet, può creare. Oggi a Villaseta la scuola Quasimodo è attrice di questo nuovo appuntamento di Io non ci casco, nipoti digitali. Sì, oggi abbiamo un altro incontro con l'Istituto Quasimodo di Villaseta. Ci saranno i ragazzi delle scuole medie con cui potremmo effettuare questo incontro per i nipoti digitali, e già hanno iniziato l'attività, ci sono pure nonni che accompagnano i ragazzi. Sicuramente l'incontro si struttura ancora più corposo, proprio perché la presenza dei nonni è importante in questo momento di condivisione assieme ai propri nipoti. Ci saranno delle testimonianze in questo senso? Sì, sicuramente sì. Abbiamo notato che in diversi incontri molti nonni hanno avuto la possibilità di esprimere, di spiegare alcune situazioni che gli sono successe personalmente, quindi messaggi magari che sono arrivati ai propri cellulari e che spesso comunque hanno risposto in un certo modo, o altre volte sono riusciti pure a non rispondere e fermarsi per poter chiedere a chi di competenza.
come valuta questa iniziativa? Eccellente. Sono iniziative che fanno bene al territorio e fanno bene ai ragazzi per capire un po' il mondo in che direzione sta andando. Anche perché oggi quotidianamente succedono di questi casi. Assolutamente sì, oggi più di ieri, molto più di ieri, perché purtroppo con la nuova tecnologia ci sono le persone che in un certo qual modo vivono di queste esperienze per poter utilizzare in modo malfermo la situazione di persone anziane che a volte non hanno gli strumenti per difendere e cadono nelle loro trabocche, è il loro mestiere d'altronde, bisogna stare attenti. Signore, come valuta questa iniziativa? Le piace? È interessante? Mica qualcosa? È una cosa molto interessante per i nipoti. Lei ha un nipote qui? Sì. Le è successo qualche volta magari qualche caso di qualche telefonata strana, qualcuno che ha cercato? No, assolutamente. Signora, una battuta, lei come le pare questa iniziativa? No, una bella iniziativa, diciamo. Sit-in oggi presso la prefettura di Agrigento del sindacato pensionati della CGIL alla presenza di Concetta Raia, segretaria SPI CGIL Sicilia, e Francesco Cangemi, segretario provinciale SPI CGIL di Agrigento. Tra le richieste avanzate la tutela del potere d'acquisto, la piena rivalutazione delle pensioni, l'aumento ed estensione della 14ª. Si tratta insomma di misure necessarie per garantire equità e sostegno ai redditi più bassi. Noi abbiamo seguito il sit-in. Oggi una protesta qui davanti alla prefettura per rivendicare determinati miglioramenti economici. Quali? Ma noi rivendichiamo intanto che rispetto alla finanziaria che è in discussione in Parlamento, rivendichiamo intanto tante cose importanti, soprattutto soldi per la sanità, che non ce ne sono. Noi rappresentiamo il mondo dei pensionati, pensioni diciamo rivalutate seriamente, cioè significa automaticamente in base all'inflazione, e questo oggi non viene, ogni tanto viene rivalutata come gli capita. Un'altra cosa importante che rivendichiamo e che diciamo con forza, che in un'economia di guerra come questa che sta succedendo, perché l'abbiamo anche scritto, mentre il governo investe in armi, noi cerchiamo la cura delle persone, mettiamo al centro della nostra discussione la cura delle persone. L'Italia è un paese dove la vita si sta allungando, quindi c'è bisogno di interventi, risorse nel settore della sanità, nel settore sociosanitario e socioassistenziale. Noi in provincia di Agrigento abbiamo un problema delle aree interne, dove questi anziani sono soli, non ci sono servizi di prossimità, quelli che stanno nascendo non si capisce chi li deve, parlo delle case di comunità, con quale personale funzioneranno. Questo è quello che chiediamo, e noi chiediamo al governo che i pensionati paghino meno tasse di quello che stanno pagando, che ci sia un fisco equo, perché non è giusto che le crisi, anche come queste, vengano pagate solo dai più fragili, dai pensionati, dalle persone con disabilità e anche dagli impiegati pubblici, degli operai che non arrivano a fine mese. In questa finanziaria, da questo punto di vista, non c'è nulla. Ecco perché noi siamo in tutte le piazze d'Italia questa settimana. Anche la SPI regionalmente ha voluto essere presente a questo sit-in qui davanti alla prefettura di Agrigento. Le richieste sono tante, ecco, ma quali le aspettative? Allora, intanto lo SPI CGIL in tutta Italia dal 17 al 21 sta protestando con sit-in, volantinaggio, assemblee e quant'altro per dire al governo nazionale di cambiare questa legge di bilancio, di incrementare le pensioni, di mettere più soldi nel sistema sanitario, nel fondo sanitario, di fare in modo che ci sia la 14ª, quindi di estendere ad altri pensionati la 14ª. Il tema è questo, che i pensionati e le pensionate hanno pensioni veramente molto basse e non riescono ad arrivare a fine mese, con i tributi che aumentano, con la spesa che aumenta, non si riesce veramente a sopravvivere e neanche a vivere. Per questo noi siamo qui oggi a protestare ad Agrigento, ma lo stiamo facendo in tutte le province della Sicilia, e ci aspettiamo solo una cosa dal governo nazionale, che o ritiri questa finanziaria, questo bilancio, almeno per quanto riguarda
il lavoro, le politiche sul lavoro che francamente non esistono, e quelle sui pensionati che sono veramente ridicole, 12 euro al mese per le pensioni basse, ma di che stiamo parlando? E l'altra cosa, ci auguriamo che la prefettura, ma sono convinta che lo farà, si comunicherà questo disagio dei cittadini, dei pensionati di Agrigento che vivono una condizione di difficoltà sia da un punto di vista proprio delle pensioni, ma anche perché il sistema di welfare per queste persone è veramente molto basso. Quindi noi ci auguriamo questo e chiediamo appunto che vengano cambiate le leggi. E si è dimesso Pietro Agnello, direttore dei lavori per la realizzazione della nuova rete idrica di Agrigento, dimissioni che sono state accolte da AICA, pronta a nominare un nuovo tecnico. Dietro alla decisione di Agnello lo scontro con il RUP Gaspare Triassi. Agnello ha denunciato inadempienze dell'impresa e criticità gestionali che a suo dire non sarebbero state risolte. E Triassi ha replicato scrivendo a sua volta ai vertici dell'ATI e AICA, oltre che all'Autorità Nazionale Anticorruzione, proponendo di disporre la risoluzione del contratto d'incarico per grave illecito professionale. Il presidente del CDA di AICA, Danila Nobile, ha sottolineato che quanto avvenuto non inciderà sull'esecuzione delle opere. E si è svolta oggi presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento la visita degli studenti dell'Istituto Fermi di Aragona alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento, un progetto promosso dalla dirigente del settore pubblica istruzione e affari generali Maria Antonietta Tessone per fare conoscere ai ragazzi il luogo del territorio e condividere il percorso didattico e formativo. Si è svolta oggi presso il Libero Consorzio Comunale la visita agli studenti dell'Istituto Fermi di Aragona, accompagnati dai docenti Alaimo Giuseppina, San Martino Giuseppa e Maria Rita Licata alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento. È un progetto promosso dalla dirigente del settore pubblica istruzione e affari generali Maria Antonietta Tessone per fare conoscere ai ragazzi i luoghi del territorio e condividere il percorso didattico e formativo. Oltre 50 studenti hanno partecipato a un percorso alla scoperta dei luoghi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un'iniziativa che ha trovato ampia disponibilità del presidente Giuseppe Pendolino. Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale, l'Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell'ente che hanno illustrato gli spazi culturali oggetto della visita. Gli studenti hanno visitato il Palazzo della Provincia, partendo proprio dalla Biblioteca Provinciale, con l'Enciclopedia delle Scienze, delle Arti, dei Mestieri, una delle opere fondamentali dell'illuminismo europeo. Il percorso ha previsto altresì la visita presso la Scala Reale, la Galleria dei Presidenti, l'Aula Consiliare Luigi Giglia e infine l'Officina delle Tradizioni Popolari. All'interno dell'Aula Consiliare gli studenti hanno ascoltato gli interventi dei funzionari dell'ente partecipando al dibattito con domande e varie curiosità. Io leggo perché dono un libro alla tua scuola, questa è l'interessante iniziativa che si è svolta a Santo Stefano di Camastra. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Anche quest'anno si è rinnovato l'atteso appuntamento con Io leggo perché dono un libro alla tua scuola, la grande iniziativa nazionale di promozione della lettura che unisce scuole, famiglie e cittadini nel segno dei libri e della cultura. Per il quinto anno consecutivo l'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra ha deciso di aderire al progetto, confermando così il proprio impegno nel promuovere il piacere della lettura tra i più giovani e nel rilanciare le biblioteche scolastiche come luoghi vivi di incontro, scoperta e crescita personale. È un progetto che coinvolge tutta la comunità scolastica, in particolare le famiglie e tutto il territorio. Tutti possono comprare dei libri e donarli alla scuola per arricchire la biblioteca scolastica.
È un progetto che promuove la lettura. I ragazzi attraverso la lettura possono crescere sia personalmente che culturalmente ed inoltre educa alla cittadinanza attiva attraverso anche la partecipazione quindi con il territorio. Diverse sono state le metodologie utilizzate, il peer-to-peer, la peer education, la cooperative learning, quindi i ragazzi quindi non solo leggono in classe ma nello stesso tempo possono leggere anche a casa. I ragazzi attraverso la lettura sviluppano la creatività, la modalità di esporre, crescono anche attraverso la scrittura, la lettura, quindi in pratica ragazzi sempre più competenti. La scuola non fa altro che promuovere un'offerta formativa sempre di qualità, dove al centro c'è l'alunno. Un gesto semplice ma dal valore enorme. Ogni volume donato contribuisce ad arricchire il patrimonio librario scolastico, offrendo agli studenti nuova occasione per leggere, sognare e imparare. Ancora una volta Santo Stefano di Camastra dimostra che la comunità educante è più forte quando si unisce per la cultura e per i ragazzi. Linea alla regia per la pubblicità. Sensibilizzazione e informazione per prevenire gli incidenti stradali e le violazioni al codice stradale. Continua il percorso della Polizia Municipale di Palermo che da anni incontra gli studenti con il suo progetto di informazione consapevole. Oggi, a pochi giorni dalla giornata dedicata alle vittime della strada, l'appuntamento al Don Bosco Ranchibile. I colleghi di Palermo. Continua insieme questa volta al Rotary, all'Istituto Don Bosco, che io ringrazio perché credo che l'azione che sta facendo la Polizia Municipale nei riguardi dei giovani in questi anni, in questi decenni, continua imperterrita ed è giusto ed è corretto sensibilizzare i giovani a un rispetto delle regole. Molto spesso i giovani sono portati, così anche come molti palermitani, a non rispettare le regole del traffico e quindi a mettere a rischio non solo la propria vita ma anche quella altrui. Quindi credo che un'iniziativa del genere, così come quella che viene svolta ogni giorno nelle scuole da parte della Polizia Municipale, possa essere utile e certamente di crescita anche di questi ragazzi. Finalmente più controlli nelle aree pedonali riguardo i monopattini e le bici elettriche. Sì, anche questo qua naturalmente siamo un pochettino facciamo questi controlli, anche se siamo imbrigliati da una normativa che non prevede sanzioni, ritengo me, all'altezza e doverose, con sequestri che poi molto spesso portano a dover restituire agli stessi trasgressori i mezzi. Credo che ci sia necessità di un cambio di normativa. E naturalmente la Polizia Municipale fa quello che può in questo contrasto per evitare che appunto si possano verificare incidenti come fino ad ora è stato. Continua questo progetto di sensibilizzazione di sicurezza stradale nelle scuole e oggi ricordiamo la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada dell'ONU. Questo evento sarà celebrato al Don Bosco e vedrà coinvolti i ragazzi del quarto anno, perché è proprio a questi ragazzi che fra qualche giorno saranno nelle strade come autisti, vogliamo ricordare che bastano pochi secondi per cambiare totalmente la vita. Questo seminario quest'anno vedrà la partecipazione di esperti al di fuori della Polizia Municipale per dare un quadro completo delle conseguenze della guida sotto effetto di alcol o stupefacenti, ma soprattutto delle distrazioni che possono inficiare la nostra vita. I ragazzi sono il futuro che guida o quello che sta già guidando. Attraverso loro ci vuole responsabilità, consapevolezza che l'alcol, la droga, l'alta velocità e soprattutto il cellulare alla guida sono come un'arma che punti addosso agli altri e a te stesso e puoi uccidere. Io ho molta fiducia nei giovani perché attraverso di loro si può fare quella differenza e avviare quella responsabilità alla guida che può fermare queste stragi. 10 vittime al giorno sono ancora tante, dobbiamo debellare queste irresponsabilità che mietono tante vittime al giorno.
Prosegue con successo La Valle racconta il mito e i suoi nuovi percorsi, il progetto ideato e promosso dall'Inner Wheel Club di Agrigento. Il secondo step dell'iniziativa ha visto gli studenti del liceo classico musicale Empedocle protagonisti di una visita guidata all'archivio di Stato di Agrigento, creando un inedito e significativo ponte culturale tra il mito, la storia e la memoria. Accolta con grande favore dalle istituzioni scolastiche del territorio, l'attività ha offerto ai ragazzi una mattinata intensa e ricca di stimoli, un viaggio tra documenti, fonti archivistiche e narrazioni storiche, vissuto con entusiasmo e viva curiosità, un clima partecipato che conferma il valore educativo dell'iniziativa e il ruolo del club nel sostegno alla crescita culturale delle nuove generazioni. Oggi a Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella, il convegno internazionale L'ultimo Caravaggio, fuga, esilio e genio tra Roma, Napoli, Malta e Sicilia, dedicato all'ultimo tormentato e affascinante periodo di vita di Michelangelo Merisi da Caravaggio. L'appuntamento rientra nel programma delle celebrazioni dei 25 anni della prima edizione del cofanetto Wanted. Se ne parla i colleghi di Palermo. Un convegno internazionale che illumina gli ultimi e intensi drammatici anni di vita di Caravaggio, quello di oggi. Sì, questo è l'appuntamento palermitano perché abbiamo deciso di fare un percorso proprio guardando Caravaggio, l'ultimo Caravaggio, da Roma, Napoli, Palermo e Malta. Caravaggio ovviamente fa discutere e fortunatamente dà sempre stimoli per nuove ricerche, nuove importanti anche scoperte. Noi lo abbiamo preso come punto di riferimento perché è quello che ha ispirato il progetto Wanted, perché l'opera più importante al mondo trafugata è proprio la Natività di Caravaggio, che è stata rubata a Palermo nel 1969. Noi lo diffondiamo tramite un cofanetto, quindi un semplice contenitore di cartoline con la riproduzione delle immagini fotografiche delle principali opere trafugate, tra cui appunto anche la Natività di Caravaggio. Ci sono varie ipotesi inerenti al furto della Natività che era presso l'Oratorio San Lorenzo di Palermo. Abbiamo battuto tutte le ipotesi, quindi il fatto che sia stato tagliato e venduto a pezzi, che diciamo è una consuetudine che i ladri fanno per non far riconoscere l'opera. Abbiamo anche seguito la pista che diceva che era stato distrutto. Una considerazione, questa è tutta mia personale, la mafia, arrivata prima dello Stato, ha individuato subito chi è che aveva fatto questi furti, che loro chiamano due scassapagliari, per dire ovviamente di piccola entità, e trovando subito questi ladri si sono fatti dare l'opera e il boss del quartiere ha dato 5 milioni di lire prendendosi l'opera e iniziando la trattativa con lo Stato. Anche questo traballa moltissimo perché questo potrebbe andare bene per chi ovviamente ci guarda fuori il nostro territorio, ma noi che viviamo e respiriamo la nostra terra sappiamo benissimo che un boss non avrebbe mai lasciato vivo qualcuno che ha rubato senza autorizzazione nel suo mandamento. E noi siamo convinti che l'opera, abbiamo avuto ecco così, delle informazioni fortuite che abbiamo verificato e corrispondono a verità, che l'opera sia ben conservata in un posto diciamo dove speriamo che esca fuori e ritorni alla sua giusta collocazione. Grazie. Partita proprio da questa iniziativa, 25 anni fa un cofanetto e poi tantissime altre iniziative che naturalmente formano il tessuto di una presenza culturale e di una presenza sociale, ma soprattutto direi che l'idea di Gippetto è stata approvata soprattutto dalle grandi dalle realtà educative, scolastiche, e quindi è un progetto anche educativo, pedagogico, nel senso che riesce perfettamente a entrare in relazione con la sensibilità degli studenti, perché se non si entra in questo, nel patrimonio culturale del nostro tempo, evidentemente le azioni diventano anche sterili. Parte domani 20 novembre a Porto Empedocle la 10ª fiera delle associazioni organizzata da Oltrevigata, dedicata interamente al centenario della nascita di Andrea Camilleri. Si svolgerà presso l'ex magazzino merci della stazione ferroviaria di Via Lincoln. Parte col botto con l'inaugurazione delle 2 mostre
ospitata all'interno di altrettanti vagoni ferroviari, Il corso delle cose, curata dal Fondo Camilleri, e Porto Empedocle, il mio paese, curata dall'Associazione Culturale Oltrevigata. A seguire la presentazione del libro di Luca Crovi e Andrea Camilleri, Una storia attraverso un dialogo, con il critico letterario Salvatore Ferlita, sollecitato dalla giornalista del TG3 Luciana Parisi. L'iniziativa si svolgerà fino a domenica 23 novembre. La sostenibilità entra in campo con una nuova partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Sicilia ed Ecogreen, società italiana attiva nel mercato dell'energia e dei servizi di efficientamento energetico, con un forte orientamento al digital e all'energia rinnovabile, il nostro servizio. La sostenibilità entra in campo con una nuova partnership tra Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Sicilia ed Ecogreen, società italiana attiva nel mercato dell'energia e dei servizi di efficientamento energetico, con un forte orientamento al digital e all'energia rinnovabile. L'accordo, firmato ufficialmente presso la sede del Comitato regionale a Ficarazzi, in provincia di Palermo, promuove una collaborazione a lungo termine per favorire il risparmio energetico, la transizione green e il supporto economico al mondo del calcio dilettantistico siciliano. Attraverso la convenzione, la società energetica Ecogreen offrirà alla società dirigenti tecnici e tesserati della LND Sicilia tariffe agevolate su energia elettrica, gas, servizi di consulenza energetica gratuita, sconti su soluzioni rinnovabili come impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica. La partnership prevede inoltre una sponsorizzazione diretta a sostegno delle attività sportive regionali, dalla stagione 25-26, la presenza del logo Ecogreen sul materiale delle rappresentative LND Sicilia, escluse quelle le maglie delle gare, anche durante il torneo delle regioni 2026 di calcio a 11 in Puglia e di calcio a 5 nel Lazio. Ecogreen e LND Sicilia insieme per un calcio più sostenibile, ha esordito Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia. Questo rapporto nasce sotto i migliori auspici, con l'obiettivo di fare insieme molte iniziative importanti. Andare oltre la partita significa per la LND Sicilia uscire fuori da quelli che sono gli ambiti ristretti del gioco di calcio per proporsi come soggetto impegnato attivamente dentro la società. Andare oltre significa toccare i temi della sostenibilità e non solo, un forte contrasto con tutte le violenze per costruire una società migliore. Lo facciamo con grande sensibilità per dare speranza alle generazioni future. Gli fa eco il presidente di Ecogreen, Marcello Giavarini. Questo accordo rappresenta un passo concreto verso uno sport più consapevole e sostenibile. Vogliamo essere al fianco della società dilettantistica, afferma Giavarini, siciliane, non solo come fornitori di energia, ma come partner nel percorso di efficienza e di rispetto per l'ambiente. Un partnership importante che ricorda le origini della nostra azienda, una convenzione commerciale che certamente toccherà anche altri ambiti. Andiamo adesso a San Salvatore di Fitalia, dove si è svolta la sagra della castagna. I colleghi di Messina. E siamo ritornati anche quest'anno a San Salvatore di Fitalia per la sagra della castagna e qui c'è l'Infopoint della Proloco. Intanto conosciamo Marcella, Miriam. Qual è il vostro ruolo in occasione di questa sagra? Noi siamo semplicemente delle volontarie della Proloco e siamo addette all'Infopoint. La sagra si svolgerà questa sera e ci sarà un complesso musicale, il Giardino dei Semplici, mentre domani la sagra si svolgerà durante tutta la giornata, dalle 10 in poi, ci sarà anche la possibilità di un'escursione naturalistica e anche di visitare le varie chiese e il Museo di San Salvatore.
E qui siamo proprio sul corso principale, dove sono state allestite le varie casette, gli stand. Sì, questa è la via Vittorio Emanuele, e la sagra si svolgerà tutta per questa via. Alla fine della via ci sarà lo spettacolo, appunto come diceva la mia collega Miriam, del Giardino dei Semplici, e dalle 6:30 ci sarà anche una band itinerante, quindi che cammina per la via. Questa è la 27esima edizione, ovviamente speriamo di riuscire a organizzarla ogni anno e ovviamente speriamo che sia sempre più sentita, quindi vi invitiamo a partecipare. Incontriamo Salvatore, che possiamo dire è l'addetto qui del Caldaroste. E diciamo che assieme a qualcuno sono il veterano delle Caldaroste di questa sagra. Anche quest'anno siete ben organizzati. Diciamo che ogni anno cerchiamo di organizzarci sempre al meglio. Quante castagne avete? Perché vediamo che sono parecchie. Quest'anno, grazie anche all'input del nostro amato sindaco, abbiamo raddoppiato la quantità di castagne. Sono veramente tante e sicuramente non lasceremo indietro nessuno. È stata un'annata buona per le castagne. Quest'anno noi facciamo sempre qualche rifornimento extra, però quest'anno devo dire che nonostante la siccità le castagne sui castagneti, sui nebrodi qualcosina c'era, sono un po' più piccole rispetto agli altri anni, però diciamo si stanno riprendendo. E questo fa ben sperare per il futuro. Intanto parliamo di come si preparano le caldaroste. Intanto si parte dalla castagna cruda intera, la intacchiamo perché la castagna, essendo umida, all'interno è un farinaceo, dopo la corteccia fa da tappo, quindi se non viene intaccata esplode. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.